difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente. Quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonarmi mai. Non mi abbandonare mai. Riportami nelle zone più alte, in uno dei tuoi regni di quiete. È tempo di lasciare questo ciclo di vite e non abbandonarmi mai. Non mi abbandonare mai, perché le gioie del più profondo affetto o dei più lievi aneliti del cuore sono solo l'ombra della luce. Ricordami come sono infelice, lontano dalle tue leggi. Come non sprecare il tempo che mi rimane e non abbandonarmi mai. Non mi abbandonare perché la pace che ho sentito in certi monasteri, oh, la vibrante intesa di tutti i sensi in festa, sono solo l'ombra della luce.
Intanto buonasera a tutti quanti, ben trovati. Vengo un po' più vicino. Mi sentite bene? Sì? Perfetto. Io con i microfoni ho un rapporto bruttissimo, quindi ci provo. Allora, intanto ringrazio Rosanna, che è il cuore di questi eventi, perché è proprio il motore che muove e soprattutto che fa incontrare le persone anche molto diverse tra loro, con talenti diversi, con canali diversi. E la bellezza è proprio questa, che si formano amicizie, collaborazioni in ambiti del tutto inaspettati. E il nuovo mondo è proprio questo, quindi stiamo aprendo le porte a queste nuove famiglie, in un certo senso. Poi vorrei ringraziare i due relatori, il signor Landi e il signor Sieni, perché mai mi sarei aspettata un invito a una serata così, ma semplicemente perché giustamente le mie competenze sono un po' diverse e c'è chi mi ha detto: ma tu che ci vai a fare? Vado a fare presenza, vado a portare qualcosa. Vorrei anche ringraziare i musicisti e i ballerini, perché davvero tanta roba. Io quando sono entrata qui stasera ho sentito tanta energia e movimento, perché in questi giorni sappiamo questi portaloni cosa scatenano, tanta ombra che esce, e va bene, facciamola uscire, guardiamola in faccia. Quindi quando sono entrata qui ho detto: minchia, mi metto in mezzo anch'io, anche le mie ombre, cioè non sono mai esclusa, anzi. Però certo che c'era un bel minestrone a livello energetico appena arrivati, ma perché è giusto così, perché sta uscendo tutto, qualsiasi cosa, tutte le ferite che abbiamo, tutte sono prepotentemente fuori. Bisogna farci i conti, per forza. L'energia poi è migliorata tantissimo con l'intervento musicale, perché? Certo, perché la musica, quando parte da qua, pulisce, innalza le vibrazioni e ti fa andare ancora più dentro alle emozioni. Certo che, vista la profondità di questi musicisti, di questi cantanti, siamo andati molto all'interno. Adesso tutto quello che si è rimescolato, perché adesso in questo momento sento l'energia che è calata, ma perché è normale che sia così, perché ognuno ha rilasciato delle cose. Adesso portiamola su. Quindi che facciamo adesso? Che facciamo? Visto che è il mio lavoro, cerco un attimino di portare su l'energia e poi lascerò spazio giustamente ai due signori che hanno molte cose da dire. Io faccio il mio, io preparo il terreno, semplicemente. Quindi invito tutti voi, intanto mi piace questo silenzio, mi piace tanto perché siamo presenti. È importante essere presenti. Concentriamoci adesso nel nostro plessus solare, lo stomaco. Perché? Perché è da lì che parte tutto quanto.
il potere personale di ognuno parte da qua. E cos'è il potere personale? È l'energia vitale, il fuoco che ci fa andare avanti, ma soprattutto che ci fa superare qualsiasi cosa. Io stasera sono venuta attrezzata con un bel po' di energia micaelica, perché in queste sere è così. Quindi certo il cuore sempre, ma la spada, tanta spada in questi giorni, perché tutto vuole farci abbassare le vibrazioni. Cosa vuol dire farci abbassare? Stare nella preoccupazione, nella paura, nella tristezza, anche no. È importante, e stasera l'abbiamo visto, i talenti quando sono espressi, quando la parte di noi che ci rende unici, perché ognuno di noi è unico, non ce n'è un altro uguale. Quando quella parte di noi, quella scintilla esce e diventa strumento per portare qualcosa attraverso i talenti, le vibrazioni non possono fare altro che salire. Quindi a quelle persone che mi dicevano in questi giorni: Marica, ci sono energie bruttissime, certo, vogliono rompere i coglioni, quello è. Certo. E noi cosa facciamo? Noi li rompiamo un po' di più. Ma come? Non con quella energia, non con quella energia da arrabbiati. Beh, ci sta anche quella ogni tanto, una cazzatura ci sta, ma con la consapevolezza che non c'è niente che ci può effettivamente condizionare. Non c'è nulla che ci può condizionare. Quando siamo nella nostra verità. Cos'è la verità? È quello che ognuno porta. Ognuno di noi è venuto su questo piccolo pianeta a portare qualcosa. Ed è una cosa che può portare solo quella persona. È fantastico. Quando impariamo a capire che non è un caso essere qui a passeggiare, a smazzarci su questo pianeta, ma siamo qui per fare qualcosa di definito, puoi chiamarlo missione, compito, non ha importanza. L'importante è che fai quello che senti, ma soprattutto che ti fa brillare gli occhi. Quanto è bella una persona che fa qualcosa per cui le brillano gli occhi. È bellissimo. E quando ti brillano gli occhi cosa succede? Succede che sei qua, che sei in pieno contatto con quello che sei venuto a portare in tanti modi diversi. C'è chi ha il dono della comunicazione e lo sfrutta per donare informazioni, c'è chi ha il dono del canto, della musica, della danza, c'è chi ha il dono di riparare i rubinetti, c'è chi ha il dono di pulire i camini, c'è chi ha il dono di aggiustare le strade. Qualsiasi cosa è un talento espresso, soprattutto quando parte da qua. Non è importante quello che fai, l'importante è come. E stasera siamo qui in tante persone molto diverse in realtà tra loro. È questa la bellezza. È questa la bellezza, perché ognuno di voi sta portando un seme. Di cosa? Di come potrebbe essere questo pianeta. Non di com'è in questo momento, non di come è stato, basta. Quello che è stato non ha più importanza, ma di come potrebbe essere, come potrebbe diventare.
E voi come lo vorreste questo pianeta? Perché è importante rispondere a questa domanda. Sembra una domanda così? No, è importante perché voi, se rispondete dal cuore, potete realizzarla. Quella risposta non è solo una risposta, è quello che fate in questo momento. Noi stiamo portando un'energia incredibile in questo pianeta. Tantissimi di noi qui stasera non hanno nulla di terreno, di umano, poco nulla. Siamo anime che veniamo da altre realtà. E si vede, si sente. Noi qui siamo ospiti, siamo in visita per fare delle cose. Tante persone, tante entità che in questi giorni rompono i coglioni non vogliono farcele fare, ma noi le facciamo. Ma non perché siamo più bravi, più belli, più elevati, ma perché siamo qui per questo, perché abbiamo la capacità di farlo. Io continuo a dire ogni volta quando faccio questi incontri che è importante rendersi conto del potenziale che abbiamo. Quasi nessuno si rende conto, quasi nessuno. Il nostro DNA sta attraversando una trasformazione epocale. Cosa significa? Che sta risvegliando degli aspetti di se stesso che prima non erano attivi, mai. Nemmeno in altre incarnazioni, nemmeno prima, È una cosa del tutto nuova, è nuova. E di chi è il merito di questa attivazione? Nostro. Di tutto il lavoro personale, interiore che abbiamo fatto finora, ma non solo in questa incarnazione, anche prima. Siamo arrivati qui oggi che ci stiamo dando la possibilità di ritrasformare la nostra presenza qua. È fantastico. Non è per niente scontato perché questa incarnazione è la chiave per cambiare tutte le altre, tutte le prossime. Questa incarnazione è preziosa ed è irripetibile per questo motivo. Perché possiamo trasformare noi stessi qui, trasformare il corpo umano, l'essere umano, la realtà umana e nulla sarà più come prima. Ognuno a modo suo, ognuno con i propri mezzi, non ha importanza, ognuno con le proprie capacità. Ma se noi scegliamo di dire no alla sofferenza, al dolore, perché quello è il chiodo che ci impedisce di procedere e di trasformarci. Se noi accettiamo che il dolore è soltanto una sfida, un insegnamento e ci liberiamo di tutte queste ferite perché vogliamo portare qualcosa di bello, qualcosa di luminoso, di gioioso in questo mondo, stiamo creando la nuova terra e nessuno si rende conto di questo, perché sembra una cosa, un fumetto, una favola, qualcosa di impossibile. No, lo stiamo facendo. E la prova è che stasera siamo qui, persone molto diverse tra loro, che hanno però messo a servizio quello che sono, le proprie capacità, a servizio di qualcosa di molto più grande di tutti noi, che molto spesso non ci ha dato permesso conoscere, e va bene così. Non dobbiamo sapere tutto, dobbiamo soltanto ricordarci, perché è importante ricordarci che se siamo qui è per un motivo ben preciso
E quello che stiamo facendo lo stiamo facendo bene. Lo stiamo facendo bene. L'importante è l'intento. Se portiamo amore, portiamo luce in qualsiasi gesto, questo mondo diventerà qualcosa che non è mai stato prima. Quindi tutte le entità, le entitelle che in questi giorni rompono le scatole, vanno a giocare. Non possono fare altro che stare ad osservare noi che ci stiamo trasformando. E molti mi chiedono, ma queste entità quanto rimangono qui? Beh, insomma, neanche tanto. Ormai non ha più tempo, ma semplicemente perché la nostra energia che è qui sta mettendo semi, radici profonde, sta cambiando la frequenza di questo mondo. E quelle entità, quel potere ombra, non può rimanere perché muore di fame. Già adesso è destabilizzato, è impazzito, è davvero impazzito, Non sa più cosa fare, cosa inventarsi per stare qui, perché lo sa che è questione di tempo, non ce la fa più. E quindi non possiamo far altro quando qualcosa ci accade di negativo, che non è mai negativo, dire però io sta cosa la trasformo, sono qui apposta. Ricordate che tutto quello che arriva è perfetto, perché fa parte del cammino che noi abbiamo già scritto davanti a noi, solo che non ci ricordiamo. È tutto già tracciato, dobbiamo solo ascoltare noi stessi. E io l'augurio che voglio fare stasera a tutti voi è di ricordarvi, tutti quanti, che siete esseri sensazionali, siete speciali, siete soprattutto esseri multidimensionali. È questa la cosa bella. Quindi voglio semplicemente ricordarvi di avere fiducia assoluta in quello che sentite. Il famoso canale intuitivo, che è tutto l'opposto del ragionamento logico, del mentale. Quello è importante perché quella è l'anima. L'intuizione è l'anima che parla e quando l'anima parla, quella è la verità. Non servono libri, non servono, ma a volte qualche libro può servire, ma la cosa importante è essere connessi, perché noi abbiamo tutto quello che ci serve dentro di noi, tutto. Siamo già attrezzati, è solo che non ce ne ricordiamo. Quindi in questi giorni, dove il buio preme, noi saremo ancora più belli, più gioiosi, faremo festa. Io metterò gli AC/DC poi quando vado in macchina, così carico bene le frequenze, perché bisogna reagire, non restare così, oddio, oddio, mi stanno attaccando, ma vaffanculo, chi se ne frega. È un gioco, siamo qui per giocare e abbiamo tutti gli strumenti per divertirci anche, certo, sì, non è solo una fatica stare qui, la fatica l'abbiamo fatta, adesso basta, adesso inizia il bello. E allora adesso lascio spazio a due persone che sanno qualcosa di questo e vi spiegheranno. Buona serata. Sono molto colpito dal contributo che ci ha portato Marica e devo dire che anche io sento questo minestrone di energie, di esperienze, di talenti e
in questa particolare giornata, sentendo anche la musica di Battiato, mi è venuto in mente un aneddoto personale. Facciamo così, io condivido con voi un'esperienza del passato, di 30 anni fa, quindi la prima parte della conferenza la farò raccontandovi un aneddoto personale collegato ai tempi in corso. Nella seconda parte vi racconterò quello che riguarda gli aspetti macro del sistema finanziario e i grandi sconvolgimenti che stanno caratterizzando l'umanità per quello che riguarda il vile denaro, la vile pecunia. Allora, quando ero un giovincello, ero a Bologna, facevo lo studente universitario e avevo, diciamo, lo spirito del bastan contrario, tanto da iscrivermi a un partito che era appena nato, che a Bologna era visto malissimo, si chiamava Forza Italia, ma vi è di più, mi ero addirittura impegnato così tanto da fondare il movimento giovanile a Bologna, quindi ero proprio, sapete, quelle persone, diciamo, i ragazzini con il look da convention, tutti belli leccati come piacevano Berlusconi. Io ero quello 30 anni fa, se non che mi capitò di prendermi un'imbarcata per una ragazzina, una studentessa universitaria, che era l'esatto opposto di quello che la mia maschera di quel momento era, perché questa ragazzina era una sinistroide dalla testa ai piedi, neanche dei DS, all'epoca non c'era il PD, c'erano i DS, era proprio una rifondaiola, rifondazione comunista. Voi capite che partivo con il piede sbagliato a voler corteggiare una ragazza dicendo che facevo l'assistente di un parlamentare di Forza Italia e che andavo a mangiare col dottor Dell'Utri, che conoscevo Previti e quant'altro. Non avrei avuto nessuna chance con questa ragazza e allora ho dovuto adottare l'arte dell'infingimento, di fare finta. E quindi io ho corteggiato questa ragazza con una maschera diversa. Quindi io andavo in via del Pratello, che era la via dei sinistroidi di Bologna, e non ero Gianmarco Landi, coordinatore di Forza Italia Giovani. Mi vestivo anche un pochino con i jeans rotti, un po' così, per essere più credibile. E ebbi un grande successo perché riuscii a avere le sue attenzioni. Solo che avendo le sue attenzioni c'erano dei discorsi, c'era una cultura, c'era un piano mentale che era diverso e che per me rappresentava una sfida complicata, perché questa ragazza faceva discorsi tipo che il rapporto tra uomo e donna deve essere totalmente rivisto, a cominciare dai rapporti sessuali. Perché nei rapporti sessuali l'atto del maschio che è sopra la donna, che si impone, che prevarica, è figlio di una cultura sbagliata, diciamo quello che oggi si chiama patriarcato, e quindi non era quello il giusto modo di rapportarsi, perché era una proiezione di una società malata. Discorso che chiaramente io non riuscivo a ben capire, no? E allora altri discorsi che si facevano è sì, perché poi nel rapporto di coppia equilibrato l'uomo e la donna devono venire insieme. Non è che uno viene, l'altro vuol dire che non c'è feeling. Allora io con tutto sto piano mentale mi sono approcciata a lei nel momento clou in cui me l'avrebbe dovuta dare, con una serie di problemi in testa che non sapevo come affrontarli. E cioè, non bisogna prevaricarla. E come cazzo si fa? Cioè, ti metti di lato, cosa? Ricordo pure che cercavo di parlare nella biblioteca di economia e commercio con quelli un po' più sinistroidi, ma il Kama Sutra, queste posizioni più adatte, più inclusive, più democratiche, perché chiaramente poi voi mettetemi nei miei panni, no? Io mi ponevo anche un problema: se tu, Gianmarco, ti comporti normalmente, che inizi a mettere le mani, che prevarichi, e
quella si accorge che sei di Forza Italia proprio, poi è finito proprio di fare. E allora con questo piano mentale poi ricordati che Giovanni, devi venire insieme. Come cazzo si fa? E dice, quanto c'hai? Tu? Io 5 minuti durante... Come si fa a capire? Quindi fu un disastro, ma un disastro proprio emotivo, perché io avevo... Qualcuno mi ha chiamato? No, non è che c'è quella ragazza qui, no. Quindi mi sono trovato in una condizione dove io avevo 2 maschere, quella dell'uomo di sinistra, finto, e quello di Forza Italia, che pensavo essere vera, ma che era finta anche quella. E alla fine ho fatto di testa mia, e devo dire che tutti questi problemi, questi discorsi che avevo io e aveva anche lei, alla fine si sono rivelati una sorta di manipolazione mentale che tutti noi abbiamo subito e noi avevamo subito. Quanti schemi di comportamento, quanti problemi ci siamo fatti pensando a come avremmo dovuto fare, a come saremmo dovuti essere. Questo è il vero problema della società attuale e contemporanea. È una società dove c'è bisogno di cura, dove la cura di Battiato, la canzone di Battiato, è questo dialogo tra l'io lirico dell'anima e il corpo, tra le missioni di cui ognuno di noi è consapevole a livello animico, di cui ci ha parlato Marica con il suo bellissimo intervento, e ciò che invece noi facciamo quotidianamente, concretamente, attraverso il corpo e attraverso una vita improntata verso, come dire, criteri, verso guide materiali e materialistiche. E allora, alla luce di tutto ciò, è importante comprendere che stiamo vivendo un periodo significativo, perché le maschere stanno perdendo di importanza e perché noi cerchiamo, anche nei rapporti interpersonali, di essere e di avvicinarci ad altri esseri. E c'è una differenza abnorme tra l'essere e il sembrare. Noi viviamo in una società che invece sembra, che il sembrare è fondamentale, è il senso alle volte di un'esistenza. C'è qui il mio amico che ho preso per i social media, per cercare di mettere un po' di ordine a livello di social manager. Ma è una cosa incredibile andare alla Zanzara e vedere tutte queste maschere che recitano un copione e che adottano dei punti fermi del sembrare, e alla luce di questi punti fermi adattano l'essere, il proprio essere, al dover sembrare qualcuno o qualcosa. Questo è il problema profondo della nostra società, ed è un problema che non è di poco conto, perché tante malattie, tanti malesseri che noi abbiamo, ne parlerà sicuramente Alessandro, che è un maestro in questo, discendono proprio da questa distonia, tra questa, come dire, guerra che c'è tra ciò che noi dovremmo essere per missione animica e ciò che invece noi siamo nella ottica di sembrare, di adeguarci a quello che materialmente è riconosciuto come opportuno, adeguato, conveniente, e quindi ciò che effettivamente noi sembriamo essere. E allora la caduta delle maschere, i tempi in cui noi viviamo, che cosa sono ridotti ai minimi termini? Sono uno stato di consapevolezza in cui ognuno di noi matura l'idea e matura l'obiettivo di dover essere e non di dover sembrare cosa essere per adeguarsi al resto del mondo. Dobbiamo ritrovare la nostra guida interiore e non adeguarci
a delle guide esterne, che siano la famiglia, che siano la religione, che siano il politicamente corretto o che siano le cazzate che vengono comunque dette a livello ideologico quando il piano mentale si impone su quello animico, su quello del cuore. E allora, alla luce di questa consapevolezza, dobbiamo apprezzare ciò che sta accadendo a livello mondiale, a livello macro, perché se noi non comprendiamo che il nostro modo di vivere non è un qualche attuale, non è un qualche cosa che è successa, ma è qualche cosa che è stata programmata, che è stata fatta succedere, realizzando un sistema finanziario, un sistema di vita, un impero del materialismo, la cui faccia vera, il cui volto vero non è solo il materialismo, ma è la menzogna. Perché quando non c'è una rispondenza tra il senso animico di un'esistenza e ciò che il corpo fa e ciò che materialmente viene realizzato, non si realizza solo un piano materialista che prevalica quello spirituale, si realizza l'impero della menzogna. E allora questo impero della menzogna è la radice di tutti i mali, innanzitutto nel corpo, perché quando si crea una distonia tra corpo e anima, si realizzano le condizioni per delle emotività insane e malate e quindi al riverbero di un qualche malessere fisico che prima o poi insorgerà e la cui radice non è spirituale, è una radice dettata da uno spirituale che non trova rispondenza nel materiale, perché è lo spirituale la radice, ma quando la radice crea delle foglie, delle piante, dei rami non coerenti al suo essere, vuol dire che quella è una pianta malata, che vuol dire che noi siamo un corpo malato spiritualmente e quindi molto presto anche biologicamente. E la radice di tutto ciò è nelle dinamiche che sono state calate dall'alto e che ci hanno impoverito in maniera scientifica. E quindi salto da questo argomento, sembrerà che salterò di palo in frasca, ma non sarà così, e vi racconterò cosa succedeva nel 1970. Io non ero nato. Nel 1970 un operaio guadagnava in Italia 120.000 lire. Uno stipendio medio in Italia nel 1970 era 200.000 lire al mese. Bene, se noi rapportiamo lo stipendio all'oro, perché c'era l'oro che dava valore alla moneta nel 1970, noi scopriremo che con 200.000 lire al mese, con uno stipendio medio, si veniva pagati circa 120 grammi di oro. Con lo stipendio più basso, 120.000 lire al mese, quello di un operaio appena assunto non specializzato, si prendevano circa 70-75 grammi di oro al mese. E allora fate un salto e considerate l'oro la misura. Se voi guadagnate 2.000 euro al mese, oggi in realtà siete pagati con 12-13 grammi di oro. Se voi guadagnate, e siete magari qualcuno che lavora in un McDonald's, 1.200 euro al mese, quanto prendete? 10 grammi di oro, 11 grammi di oro. Forse con 2.000 euro al mese guadagnerete 18 grammi di oro. Voi siete stati presi in giro da un sistema finanziario che ha impoverito, perché ci ha consentito una partecipazione alla ricchezza da noi prodotta in una misura grandemente inferiore a quella a cui avremmo naturalmente diritto se le monete fossero state
agganciate all'oro. E non è un caso che nel sistema finanziario il denaro dovesse essere agganciato all'oro, perché, come sanno tutti i massoni, tutti i religiosi, quando un'anima si evolve, quando un'anima arriva all'apice della sua evoluzione, riesce a trasmutare il piombo in oro. E quindi l'oro è il punto di riferimento, l'ancoraggio non solo materiale ma anche spirituale di un'esistenza appagante, premiante e evolutiva in tutti i sensi, sul piano materiale e sul piano spirituale. E quindi quando sentite dei discorsi che fanno gli economisti, no? Io sono perché la moneta deve essere sganciata dall'oro, ma deve esserci la ricchezza delle famiglie, i talenti, no? Sentite questi discorsi astratti che fanno gli economisti che non capiscono un cazzo. Quanti economisti sono? Tutti. Io sono teoricamente sarei un economista, solo che sapendo che da economista non capisco un cazzo, non lo dico. Io sono furbo in questo senso. Dice, ma tu sei economista? No, sei giornalista, per l'amor di Dio, non mi offendere, che ti ho fatto? Perché sia il giornalista, se tu vuoi cancellare la verità, devi dare in mano l'informazione ai giornalisti. Se tu vuoi impoverire una nazione, devi far governare gli economisti tecnici. È una prova empirica di fatto. E tutto questo addivenire di consapevolezze sta arrivando oggi ad uno scontro tra due sistemi di visioni finanziarie. Posterò nel canale domani mattina una relazione della vice direttrice di Banca d'Italia, Gritti, la quale nel luglio del 2025 prospettava uno scenario in cui si faceva avanti l'euro digitale che avrebbe affiancato il contante, che dava sovranità monetaria pagante all'Unione Europea e che avrebbe consentito all'area euro grandi sviluppi, grandi, come dire, centrature di benessere. E poi c'era a margine di questa situazione qua un'iniziativa privata molto instabile, per quanto il termine fosse quello delle stable coin, quella delle criptovalute, che secondo la Banca d'Italia non sarebbero proprio valute, sarebbero più asset, perché la valuta è quella legale dello Stato, tutto un bellissimo discorso per dire sì, ci sono Trump che rompe il cazzo con questa storia qui, però la moneta vera è quella che farà la BCE e quella che noi come Banca d'Italia supporteremo e che sarà ovviamente realizzata in forma digitale con l'euro digitale. Bene, io da non economista già nel luglio di quest'anno avevo affermato che non ci sarebbe stato nessun euro digitale in Italia, in Europa e nel mondo. E avevo spiegato che a livello geopolitico gli equilibri in essere erano così chiari ed evidenti che solo gli imbecilli che sono nell'Unione Europea e che sono chiusi nelle loro torri d'avorio non riuscivano a capire che Trump li trollava, li prendeva in giro, ma che alla fine avrebbe lui prevaricato come non bisognerebbe fare secondo certe ideologie, ma invece avrebbe prevaricato e gliele avrebbe date di santa ragione. Bene, cosa è accaduto 15 giorni fa? Fino a 16 giorni fa Christine Lagarde annunciava a ottobre del 2025 che sarebbe stato lanciato l'euro digitale. No? E io mi ricordo nel mio canale ogni tanto spuntava fuori qualcuno, stanno andando avanti a ritmi spediti, vanno avanti come treni, i soliti piagnistei, no?
che mi fanno venire un prolasso scrotale. Vanno avanti, ci massacreranno, non è vero, l'Agenda 2030, i crediti sociali, la società orwelliana, le pandemie, le guerre. Vi ricordate, no? Fino a poco tempo fa continuavano questi discorsi. Bene, Christine Lagarde ha smesso di parlare, è spuntato fuori un piripacchio della BCE e ha fatto un'agenzia di stampa, una nota ufficiale della BCE. Siamo arrivati ormai alla fine di ottobre, qualche giorno fa la BCE ha annunciato che l'euro digitale è in una fase di studio avanzata e che potrebbe essere lanciato nel 2029. Cioè, della serie, l'abbiamo presa nel culo, però facciamo finta di niente camminando così, come se niente fosse successo. Questo è quello che sta accadendo. Qual è il loro ragionamento? Il ragionamento è che si sono resi conto che non può esserci una moneta digitale programmata dalla Banca Centrale in Europa che sia collegata al dollaro, perché tutte le monete sono collegate al dollaro nel commercio internazionale, se il dollaro però usa altri criteri. E quali sono i criteri che stanno venendo fuori in America? Sono proprio i criteri cosiddetti privati, ancorati all'oro, che non piacciono assolutamente ai tromboni della Banca d'Italia e a tutti i banchieri d'Italia, che guardano sempre più con preoccupazione ciò che sta facendo questo trollone con i capelli arancioni che viene dall'America e che sta destrutturando non solo tutti gli equilibri geopolitici consolidati, ma sta facendo la cosa più significativa e più importante di tutti. Sta distruggendo il sistema a banche centrali e sta dedollarizzando il mondo, ma non dedollarizzandolo a livello nominale. Lo sta dedollarizzando a livello sostanziale. Cosa ha fatto Trump? Trump ha creato una piattaforma attraverso il Congresso americano, una piattaforma che rende effettivamente buone le criptovalute a credito. In una parola semplice, le stable coin. Cosa sono le stable coin? Sono monete digitali che possono essere emesse perché rappresentano un valore fisico intrinseco. Per la cronaca, è un italiano, sono degli italiani che stanno sviluppando la più importante azienda che sta operando in questo settore e che sta togliendo il sonno ai banchieri. Mi riferisco alla Tether, mi riferisco ai dollari Tether, che sono quelli più commerciali, che girano in blockchain e che sono dirompenti perché rappresentano un meccanismo per far girare la ricchezza peer to peer, da una persona a un'altra, da un soggetto a un altro, senza l'intermediazione, quindi è una ricchezza disintermediata dalle banche, ma che offre il vantaggio di rappresentare il dollaro. Perché questa piattaforma, questo meccanismo, l'USDT, che non ha un senso speculativo, ma ha un senso, come dire, contundente rispetto al sistema bancario. Cosa rappresenta? Rappresenta l'idea di utilizzare il contante in forma digitale, perché la logica è: uno deposita $1, questo dollaro viene tokenizzato e rappresenta un dollaro digitale che si chiama USDT, e ovviamente il passaggio successivo sarà quello di chiarire quale sarà la moneta degli Stati Uniti d'America, perché qui c'è il secondo punto, quello che toglie veramente il sonno ai banchieri. Tutti i trattati internazionali sono fatti con una dinamica e con una logica che prevede l'emissione della moneta a credito.
Cosa vuol dire a credito? Vuol dire che per creare una moneta ci vuole che qualcuno abbia messo un valore, che dietro alla carta ci sia qualcosa di retrostante, di fisico. In parole semplici, oro. Voi pensate che la Banca d'Italia ha un bilancio, e quindi lo posso affermare, e se c'è qualcuno a qualsiasi livello che mi vuole smentire lo faccia, e vedrete che non lo farà nessuno perché è menzogna pura. La Banca d'Italia, quando crea moneta, la mette come passività, come se ci fosse qualcuno che ha messo un oro e che quindi rende la Banca d'Italia debitrice rispetto a questo qualcuno che ha messo l'oro. Questo qualcuno non c'è, non esiste. E quindi tutti i bilanci della Banca d'Italia dal 1971 in poi, sapete cosa sono? Falsi. Sono ontologicamente errati, sono concettualmente truffaldini, perché tutta la moneta che nasce dalla Banca d'Italia è una moneta che non ha qualcuno che ha messo dei soldi, perché nasce a debito. Non c'è quindi nella circolazione di questo debito un reale creditore, e non essendoci il creditore, il debitore potrebbe essere considerato non debitore, no? Che è un po' come un marito e moglie. Per avere un marito ci vuole una rispettiva moglie, non è che dici io sono sposato, sono un marito, dici tua moglie? Mia moglie non c'è. Dici ma come non c'è? È morta? No, non l'ho mai avuta. Mi sono sposato da solo, la moglie non esiste. La truffa di Banca Italia è questo, in poche parole. Una moneta a debito, un sistema in cui tutti siamo debitori, ma in realtà in origine la creazione della moneta contiene un falso, perché la Banca d'Italia esprime una dinamica di potere totalmente corrotta. So benissimo che mi sto mettendo contro l'istituzione più potente che c'è in Italia, no? Perché voi sapete che non è il governo l'istituzione più potente, ma è la Banca d'Italia, il governatore della Banca d'Italia. Vi ricordate i giornalisti in TV? Quando dice, ma c'è l'indipendenza della Banca d'Italia. Però la Banca d'Italia, secondo questi, è pubblica, cioè ha un fine pubblico, non è di privati. Però è indipendente da tutte le istituzioni. Avete capito come ci prendono per il culo? Ci dicono che no, è a statuto speciale, sì, è vero che le azioni sono in mano a delle banche private, tra cui Unicredit, Intesa San Paolo, eccetera, però è un istituto di diritto pubblico, però è come se fosse dello Stato, quando poi però uno va a vedere in realtà e non è così, perché la Banca d'Italia agisce e pretende di essere indipendente rispetto al governo, al Parlamento, alla regione Emilia-Romagna, alla regione Veneto, alla provincia di Treviso, alla provincia di Padova. Non gliene fregano un cazzo loro della politica, del popolo, di ciò che diciamo noi. Loro sono indipendenti. Sulla base di quale principio loro sono indipendenti? Nessuno l'ha mai spiegato. Qualcuno è in grado di spiegare perché questi devono fare che cazzo vogliono con il nostro culo? Qualcuno l'ha mai spiegato? Scusate se mi sono lasciato prendere, però la cosa che bisogna comprendere è che tutto ciò è voluto, perché noi oggi abbiamo un tenore di vita sicuramente più alto di quello degli anni 70, ma se noi avessimo avuto la moneta agganciata all'oro, sapete che stipendio dovremmo avere oggi? Uno stipendio medio dovrebbe essere da 120 grammi al mese. 120 grammi al mese sono circa 13.000 euro al mese. Una persona che inizia a lavorare da poco, un operaio, dovrebbe prendere 70 grammi di oro al mese. 70 grammi di oro al mese sono 8.500,
100 euro al mese. Quindi quando uno vi dice guardate che il ritorno alla moneta a credito e il ritorno dell'oro, e quando Trump vi dice che l'età dell'oro sarà una età di benessere e di prosperità, c'è una base logica che ci riguarda tutti nella consapevolezza che la povertà che è stata indotta è stata voluta per inserire ognuno di noi nella propria ruota per criceto, in una ruota in cui le preoccupazioni, le ambasce economiche, i problemi, le bollette, il mutuo, dobbiamo pagare il mutuo, tutti questi problemi, queste ansie che noi abbiamo avuto per questioni materiali sono state create da un sistema finanziario grandemente e scientificamente corrotto che noi abbiamo accettato in tutte le varie fasi, perché se voi osservate dal 1970 in poi il debito pubblico in Italia cresce, e con il debito pubblico, con la narrazione del debito pubblico, una sorta di Covid-19 spalmato per 50 anni, hanno giustificato tutta una serie di idiozie che sono state dette sul nostro conto, che siamo un popolo di spendaccioni, che siamo un popolo di corrotti, che siamo un popolo di persone che hanno solo barbare abitudini. Signori, tutto quello che ci hanno detto e hanno cercato di ficcarci nella testa, e molto spesso ci sono riusciti, è falso, o meglio, è vero come un bilancio della Banca d'Italia, quindi falso. Sapete perché? Perché se c'è un popolo qui, dal Veneto alla Sicilia, che spacca il culo ai passeri a tutti, questa è l'Italia e questi sono gli italiani. Tutto quello che esiste nel mondo è fatto dagli italiani. Noi ad esempio pensiamo all'era dell'informatica, dei computer, ma chi ha inventato i computer e i microchip? Gli italiani, un veneto, Olivetti dal Piemonte, il computer. Questi sono i principali, ma ce ne sono altri che hanno realizzato queste grandi cose. Noi pensiamo adesso a un mondo globale dove la gente non compra più i mobili italiani, qua sto accadendo, no? Va all'Ikea, no? L'Ikea è un posto figo, cioè mobili. L'idea dell'Ikea, sapete qual è? Era quella di Aiazzone. Aiazzone era uno che faceva mobili a Biella, un visionario. A 38 anni aveva costruito una città del mobile a Biella, e a un prezzo contenuto, perché industriale, perché sfruttava al massimo l'economia di scala, vendeva mobili a poco prezzo a tutti. Non avevano la qualità dei mobili artigianali che in Italia si facevano negli anni 50, 40 e prima, ma erano mobili buoni. Poi a 38 anni, negli anni 80, l'elicottero di questo Aiazzone è caduto e si è fatto largo la strada dell'Ikea, del mobile svedese. Però se voi andate a Biella scoprirete che i mobili di Aiazzone, per quanto erano mobili a prezzo, sono ancora pieni, sono ancora nelle case pieni di questi mobili, i biellesi e i piemontesi in generale. I mobili dell'Ikea, pochi anni e non ci sono più. Se voi guardate ciò che riguarda la moda, ciò che riguarda il cibo, noi non siamo secondi a nessuno, siamo davanti a tutti. La Grand Crème Cuisine francese, no? Aprite un libro di storia, scoprirete che non esiste, perché è una proiezione di una cucina italiana più scarsa, più insalubre, e in realtà fino al 1500 l'élite di Francia non era abituata neanche a i nobili sto parlando, non erano abituati neanche a mangiare con la forchetta. Si deve a una Medici che sposò un re
in Francia nel 1500 e rotti, l'abitudine dei francesi a usare la forchetta. E ora noi ci troviamo Macron con il suo moglio che vuole governare l'Europa e che vuole dire quello che noi dovremmo o non dovremmo fare. Noi ci troviamo che dalla Germania arrivano questi uomini delle tecnocrazie europee a insegnarci come noi dovremmo vivere con la democrazia, nel benessere, nel rispetto degli altri, i grandi valori dell'Unione Europea, mentre con una mano dicono queste cose e con l'altra spingono i bottoni per censurare il libero dibattito e per nascondere la più grande verità che riguarda l'Unione Europea e l'unione economico-finanziaria a livello europeo, e cioè che l'Unione Europea ha un'origine, ha uno sviluppo e ha una fine equipollente a ciò che si chiama nazismo. Questa è la verità. Quella bandiera azzurra con le stelle gialle esprime i manovali del vero potere più brutto che c'è nel mondo e che esprime gli alleati principali dei nazisti, o meglio, la storia ce li consegna come alleati. Sapete chi sono i grandi alleati di Adolf Hitler e del nazismo? Sapete che cos'era l'Average Agreement, firmato nel luglio del 1933 in Germania? Quanti di voi sanno di cosa sto parlando? Sapete cos'era questo accordo? Era un accordo tra tutti i partiti sionisti che volevano realizzare Israele e il partito nazista, perché la verità è questa, che il nazismo e il sionismo erano molto più che alleati. Dagli alleati emergono, dalle carte di storia emergono questi, cioè l'alleanza tra sionisti e nazisti. Nella storia però percepita dalla gente c'è l'inganno di pensare che il nazismo fosse qualcosa contro tutto il popolo ebreo. Non è così, perché dal 33 al 39 fu dispiegato un piano per convincere con le buone tutti gli ebrei a obbedire ai partiti sionisti e trasferirsi in Palestina dal 1933 al 1939. Poiché era forte comunque l'opposizione ai partiti sionisti, soprattutto nel mondo ebraico, si passò alle vie dure, alle maniere forti, cosa che Adolf Hitler fece, cosa che le SS fecero, ma in pieno accordo con i partiti sionisti, cioè con i leader politici di Israele, perché questa è la verità che non viene raccontata. E quindi equiparare, come hanno fatto alcuni ragazzi dell'università, David Parenzo al nazismo non è corretto, è correttissimo, è sacrosanto, perché chiunque non capisca che la gerarchia tra gli esseri umani è un'idea nazista e che chiunque la concepisca mettendo il popolo tedesco davanti a tutti quelli europei o mettendo Israele a capo di tutte le nazioni del mondo, chiunque non capisca che la stessa idea è anche nazista, vuol dire che non ha capito niente di ciò che rappresenta la comunità politica del nuovo ordine mondiale. E quindi noi dobbiamo liberarci da tutte queste ideologie, da tutte queste manipolazioni che i potenti hanno fatto, i potenti di Israele, il priorato di Sion ha fatto a scapito di tutta l'umanità, perché mi avete sempre sentito parlare di mafia khazara, di gesuiti e di aristocrazia nera. Non mi avete mai sentito parlare del priorato di Sion e non mi avete mai sentito attaccare i sionisti, una cosa che bisogna iniziare a fare adesso.
E non pensate che non mi sia morso la lingua tante volte quando avrei voluto dire qualcosa riguardo a ciò che sionismo significa. Ma come vedrete molto presto le divulgazioni, le esposizioni cresceranno, le maschere cadranno e si capirà il ruolo dei servizi segreti di Israele, cioè del Mossad, nelle stragi di Piazza Fontana, della strage della stazione di Bologna, nell'uccisione di Aldo Moro, nell'Italicus e in tutte quelle schifezze e quelle porcherie che questi asche nazisti hanno fatto a scapito del mio popolo e della mia patria. E quindi in questo momento di grande risveglio dobbiamo far cadere tutte le maschere. Cadranno tutte le maschere e noi saremo, come ha fatto capire Marica, quelle cellule attive, quelle anime elette che per vocazione e per missione hanno la devozione rispetto alla verità, perché quello che noi serviamo è la verità e quello che noi combattiamo è la menzogna, e lo sappiamo che questa cosa vale per noi stessi, per il nostro cuore, e vale per il cuore di tutti gli altri, di tutti gli esseri umani su questa terra. Mangiatevi la pizza. Buonasera, salute, salve, evviva! Che Dio vi abbia in gloria. Perché poi alla fine, cos'è questo Dio? Chi è? Bah. Io penso che siamo noi. Però, come diceva Marica, bisognerebbe cominciare a riconoscerlo. Perché se non lo riconosciamo, Dio rimane orfano. Di chi? Di noi. Quindi se noi siamo Dio, bisognerebbe anche magari parlare un attimo e cercare di capire cosa significa questa parola. Possiamo provare a dire che è il tutto, è il potere assoluto, no? Pensiamo a Dio, no? Come ce lo hanno, come si dice, raffigurato, no? Questo essere di una potenza inaudita che muove tutte le forze della natura, che decide delle sorti di tutto il mondo, di ogni essere. Quindi che cosa c'è di più grande, di più potente, di più vasto di Dio? Ecco, noi usiamo questo termine per riferirci a quella cosa lì. Ma ecco, questo credo che sia la cosa che poi dopo io ho finito, dopo di questo vi saluto, ma credo che davvero questa sia la cosa più importante, cioè recuperare la coscienza che noi siamo Dio e che Dio siamo noi. Se questa cosa si cominciasse a ricordare, come diceva Marica, perché abbiamo semplicemente bisogno di ricordarlo, non è che poi ci vuole altro, dobbiamo semplicemente ricordarlo. Ecco che allora probabilmente voi questa sera, magari in un'altra occasione, sareste venuti qui non per ascoltare me, Gianmarco o la Marica, che per quanto possiamo essere interessanti, ma nella coscienza, nella consapevolezza che voi sapete tutto. Non avete bisogno di qualcuno che vi dice le cose. E io devo essere sincero, mi sento sempre più in difficoltà in queste situazioni. Perché chi sono io per dire a voi qualcosa pensando che non lo sappiate? Perché non è così. Voi lo sapete.
Voi sapete tutto quello che ha detto Marica, tutto quello che ha detto Gianmarco, tutto quello che sto dicendo io. Ma ancora pensate di dover andare a sentire qualcuno che ve lo dice? Per carità, può essere anche un modo, ma io credo che sarebbe ora di finirla. Anche perché, vedete, questa sera magari vi va anche bene, perché, insomma, io, Gianmarco e Marica, che siamo stati chiamati a dire qualcosa qui, magari cerchiamo di dirvi delle cose buone, delle cose importanti che sono il frutto magari della nostra esperienza. Ma se non capite che è ora di finirla, di ascoltare qualcuno che vi dice qualcosa, rischiate di incrociare quello che vi frega. Ci siamo? Quindi se non recuperiamo questo nostro potere e la coscienza di chi siamo, corriamo questo grande rischio. Ripeto, magari non dico che sia così, ma mi pare che questa sera magari vi va anche bene, perché insomma quello che sentite. E poi, fuori di qui, no? Se ne sentono di tutti i colori, tutti che parlano, io compreso in questo momento. E bla 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 bla, perché è questo, perché è quello, perché è quell'altro, perché si fa così, perché dovreste, perché su, perché giù. E voi, in tutti questi discorsi, in tutta questa questione, dove siete? Chi siete? Questo è il passaggio che abbiamo bisogno di fare. Recuperare la coscienza di chi siamo. Perché io sono d'accordissimo con quello che diceva Marica. Ognuno di noi è il tutto, è Dio. E la natura in questo momento, in questa fase, diciamo, sta spingendo fortissimamente in questa direzione. Attenzione, perché ecco, c'è un fatto che andrebbe considerato. Se in questo momento non comprendiamo questo fatto, la natura comunque va. Allora cosa succede? Che uno, se non se ne accorge, rischia di continuare a pensare di non essere niente, di avere un problema, di avere una difficoltà, di avere la gastrite, piuttosto che il mal di schiena, che non sono nient'altro che la verità. Perché le cosiddette malattie non sono un problema, sono la verità. Quale? La nostra. Quindi attenzione, perché, ecco, non so neanche io cosa dovrei dire adesso, ma probabilmente qualcosa ho già detto, no? Cosa volete che vi dica? Forza, su, coraggio, abbiate fiducia, questo sì, mi sento di dirlo, perché il mondo, io l'ho già detto altre volte, lo ribadisco, è già risolto, quindi non c'è momento migliore per occuparvi di voi stessi e di ritrovare voi stessi, di partorire letteralmente voi stessi. Parlo anche per me. Partoriamoci finalmente una buona volta. O no? Facciamo un bel parto in acqua, di quelli e via. No? Ma io adesso sto male perché lui, perché lei, perché loro, perché... E perché quella volta, e perché domani chissà cosa succederà. Voi siete il centro di tutto, non solo questo universo, ma ce ne fossero, e ce ne sono molti altri, di tutti gli universi. E siete qui, perdonatemi se vi... ancora a pensare di avere bisogno di qualcosa.
o di avere paura, perché questa è la grande questione, no? Perché è questo il modo che le forze che la natura ha determinato per sviluppare la nostra, come dire, evoluzione, ha messo in campo la paura. Pensate che chi oggi vi spaventa sia al di fuori di quello che è stato deciso dalla natura e che abbia un qualche potere in più di quello che dice di avere? Non c'è motivo di aver paura. L'unica cosa per cui credo dovremmo aver tutti paura, o di cui dovremmo aver paura, è perdere la coscienza di noi, di chi siamo, appunto. Ma se riusciamo a recuperarla, il gioco è fatto, finito, ci siamo. Ecco, io mi fermerei anche qui, non so se mi viene qualcos'altro, perché tutto questo parlare è pesante. È pesante. Quindi abbiate fiducia, non perdete la speranza, soprattutto, perché verrebbe da farlo. Ah, ormai, tanto ormai, quante volte sentite? Tanto ormai cosa? Tanto ormai cosa? Abbiamo anche il... Cos'è questa? Una musica che sento? Mi distrae. Io vorrei dirvi tante cose, ma veramente faccio fatica perché... senti che affare. Allora, vedo di chiudere perché adesso bisogna mangiare, divertirsi, stare insieme. Ecco, diciamo così. La prossima volta che venite qui come dei, coscienti di chi siete, Così ci risparmiate a noi di dire sempre le stesse cose, degli dei e delle dee, finalmente. Quindi incedete con passo cosciente, consapevole di chi siete, siete l'essenza dell'universo, la stessa cosa, siamo tutto ciò che esiste, che è esistito e che esisterà. Quindi nessun problema. Veniamo da Gambaro come dei a mangiare, a bere e a stare insieme. Tanto fra dei poi ci si capisce, no? Perché giusto? Va bene? Boh. Che altro dirvi? Niente, ve lo ripeto. Ah, ecco sì, l'ultima cosa. Tutto questo pappone, no? Tutto questo discorsone per ricordarci, credo, la cosa più importante, che poi alla fine riassume tutti appunto questi discorsi. Ed è la cosa che io dico sempre, c'è ancora scritta sopra un tempio, si chiama Tempio di Delfi, e c'è ancora, è un po' diroccato, ma c'è. Beh, sopra la porta di questo tempio c'era una scritta incisa sulla pietra che, se interiorizzata, compresa e fatta propria, risolverebbe tutte le questioni. Quindi niente più von der Leyen, niente più questo, niente più quello, niente più Unione Europea, no, liberi e dei. Questa frase recita così. È fatta da 3 parole. Conosci te stesso. Punto. Ci siamo? Ecco, credo che questo sia il punto. Chi siete voi? Chi siamo noi? Chi sono io? Dove sono in questo momento? Beh, personalmente qui sopra, con questa roba qui. Ma soprattutto, perché sono qui? Perché sono qui? Parlo per me adesso, ma questo è poi rivolto a ognuno di voi. Perché io sono qui, con questa roba qui, a parlare con voi? Boh, sicuramente un motivo c'è, ma quando ci è chiaro, conosciamo noi stessi. Perché voi siete seduti lì e io sono qui? Boh, ognuno deve capirlo. Quindi la chiave è conosci te stesso. Mi raccomando, la nostra deità. E chiudo
dicendovi un'altra cosa, poi vi saluto. Perché un'altra cosa, che questa però è una cosa che penso io, no? Perché io sono un po', ho delle strane turbe, alle volte capisco che forse non sto molto bene, alle volte, ma ho una fissazione. Io sono sicuro, sono certo che su quel tempio dove c'è quella scritta incisa nella pietra che dice ma conosci te stesso, ce n'è un'altra sotto, più antica ancora, da cui poi si sono ispirati per scrivere conosci te stesso. Ecco, quella frase secondo me recita così, sentite qui. Ma chi me lo fa fare? Ok? Bene, vedete voi, fatevi questa domanda e cominciate a conoscere voi stessi. Detto questo, ve lo ripeto, che Dio vi abbia in gloria, sia lodato Gesù Cristo, saluti e baci e ci vediamo la prossima volta. Ecco, grazie. Suono discende da molto lontano, assenza di tempo e di spazio. Nulla si crea, tutto si trasforma. La luce sta nell'essere luminoso, irragia il cosmo intero. Cittadini del mondo cercano una terra senza confini. La vita non finisce, è come il sogno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi, torneremo ancora e ancora. Lo sai che il sogno è realtà, un mondo inviolato ci aspetta da sempre. I migranti di Ganden in corpi di luce su pianeti invisibili. Camminiamo verso la terra del risveglio, alla ricerca di immortalità. L'anima non ha limiti, ancora alla luce al non ritorno. Molte sono le vie, ma una sola
quella che conduce alla verità. Finché non saremo liberi, torneremo ancora e ancora e ancora. Grazie.